ascoltato Candida Rosa, del compositore ungherese Bardos Lajos, del periodo fine Ottocento, inizio Novecento, il cui contenuto riguarda la nostalgia di una madre per la figlia che si sposa. Il prossimo brano che eseguiremo è O Corso Ave di Anonimo. È un brano rinascimentale ed è una lode a Gesù che muore in croce per riscattare l'umanità. Il brano che adesso eseguiremo è Stava Maria Dolente di Antonio Lotti. È un brano contemporaneo che parla del dolore della Madonna sotto la croce. Senza respiro
Il prossimo brano che eseguiremo è Perché fuggi, anima mia, del periodo rinascimentale. Il brano è un dialogo fra anima e corpo. Il brano che ora eseguiremo è Il ballerino del 1594 di Giovanni Giacomo Gastoldi. È una danza che racconta di un uomo che invita a ballare la sua dama. L'ultimo brano che eseguiremo è La Violetta, di autore ignoto, del Cinquecento. In esso si ha la lode alla bellezza di questo fiore. Cosa tutta odorosa, tutta
quanto